Ma era importante ricordare anche altre vicende, insomma, non concentrarci solo sull'Ucraina. Per quanto riguarda l'Ucraina, il premio a Caracciolo è il premio al tentativo di ragionare su qualcosa che avviene, di non lavorare solamente sulle emozioni, che sono giuste, È stato premiato il tentativo di ricondurre tutto al ragionamento, al logos. La pandemia prima, il conflitto in Ucraina poi, la grande forza e potenza del reportage nel dovere che assume di raccontare ciò che è ed è stato con il solo obiettivo di verità. Torna l'atteso riconoscimento dedicato a Goffredo Parise, scrittore veneto. Il verdetto questo pomeriggio presso il Teatro Mario del Monaco, che ha visto assente il vincitore della sezione reportage TV, quotidiani e periodici, Lucio Caracciolo, direttore dell'Imes, perché positivo al Covid. La motivazione del premio alla carriera per essere riuscito, si legge, a disancorare l'analisi degli eventi dalle appartenenze ideologiche e politiche. Premio speciale per giornalisti vittime di intimidazioni a Marilena Natale per le sue denunce sui rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi. Lo giro a loro, ma lo giro soprattutto ai bambini malati di cui mi occupo, i bambini della Terra dei Cuori, i bambini malati di tumore che hanno bisogno di sostegno e di forza. Infatti il premio che io riceverò andrà vicino alla somma di denaro che stiamo raccogliendo per il Natale della Terra dei Cuori per fare dei regali a questi bambini. Nella sezione studenti iscritti ai corsi di Ca' Foscari vince la giovane Iman Abutair con l'elaborato Hong Kong, un ritratto semplice e diretto di un conflitto tra demografia e centralismo autoritario. Penso che la tematica di Hong Kong debba avere più spazio all'interno dello scenario giornalistico internazionale. Mi sento come una sorta come se avessi ricevuto il testimone di attivisti comunque di Hong Kong che sono stati silenziati in parte dalla politica cinese.